Sì, Matt. Ale, ciao, sono Mattia, ti disturbo? No, bello, stavo facendo un po' di plumbing. Ok, io sono quasi arrivato. Com'è il posto? Il posto è una favola. Ottimo. Allora, 10 minuti e sono lì. Ottimissimo, allora ti vengo incontro così riesco ad aprirti la sbarra e poi entri e inizieremo il tutto, la nostra sessione. Buona, grazie, ciao Ale. Ottimo. A dopo, ciao. Ciao. Cosa ti sembra? Splendido. Possiamo mettere... È la prima volta che vengo e già mi sento bello carico. Mi fa piacere. Adesso dobbiamo scegliere dove mettere tende, dove piazzarci e... iniziamo. Esattamente, sì. Io avevo pensato di mettere 3 canne qua, 3 canne di là e poi insieme valuteremo anche dove mettere le tende. Perfetto. Bene, iniziamo. Andiamo. La pesca è da sempre un sistema per ricaricare le energie. La vita quotidiana, la vita di tutti i giorni ci porta a dei livelli di stress molto alti. Questa volta abbiamo scelto una meta molto particolare, iconica per la storia della nazione italiana e vi lascio scoprire quale sia la meta. Per ora vi dico che è in Fiume. Qui abbiamo scelto una postazione in base a determinati criteri, soprattutto nel confronto da che siamo in inverno, e il nostro obiettivo non sarà il record personale, quanto più sarà il divertirci, lo stare insieme e assaporare quello che è l'essenza del carp fishing. Ma ora, pesca! Abbiamo una carpa. Eccola là. Com'è? Bene. Sei contento? Sì, scappare subito così. Grande. Chi se lo immaginava? Chi se lo immaginava? Scappare subito così.
sdamata. No. Oh. Wow! Mamma mia, il primo pesce di questo fiume, un fiume storico. Sento davvero galvanizzato. Mamma mia, che bel pesce. Che emozione! Mamma mia, che bel pesce! Splende, poi questi periodi dell'anno un pesce così è già di per sé molto molto soddisfacente. Ora tornerà in acqua, tornerà al suo ambiente. Davvero proficuo questo inizio di sessione. Onestamente non ci aspettavamo una partenza così positiva. Ma siamo molto felici che tutto ciò sia accaduto. Ormai siamo riusciti a catturare 5 carpe e sembrerebbe che stanno reagendo, rispondendo veramente bene alle nostre esche e la nostra minuteria sta funzionando alla grande. Le stiamo catturando a ridosso di alberi sommersi o ciò che rimane degli alberi che c'erano nella sponda opposta. Ora è stata ripulita, ma alcuni detriti sono rimasti. Sembra che le baffute gironzolino
molto spesso da quella parte e i nostri spot sono molto molto proficui. Se tutte le sessioni invernali andassero così, sarebbe davvero sempre un bel divertimento. Adesso questa piccola torre a casa. Libera! Stavo pensando che, vista la conformazione del fiume che abbiamo letto sotto i piedi, probabilmente meglio impostare la sessione completamente sulla sponda opposta, o almeno 3/4, dove ci sono più rami, appunto perché in inverno credo che le carpe trovino più riparo, soprattutto durante le forti correnti e in generale durante l'anno, appunto perché essendoci rami ci sarà cibo. Sicuramente, sono proprio d'accordo con te. L'unica cosa che mi impaurisce sono questi rami, quindi anche il dubbio sul terminale da utilizzare. Pasturazione è andata bene perché andando con le Pacific Tuna avremo una risposta rapida dei pesci, ma a terminale ho un po' di dubbi. Tu che terminale hai utilizzato? Io ho utilizzato un Ronnie Rig in versione blowback rig. L'ho costruito con il Camox 35 libre, un trecciato ricoperto molto robusto, adatto appunto a questa situazione dove abbiamo degli alberi sommersi, quindi ostacoli. Credo che il Camox sia un trecciato davvero davvero resistente. Mi darà sicurezza se dovesse partire qualche pesce. Come amo, indovina che amo ho utilizzato? È semplice, medium curve, doppia X. Esattamente. Hanno un filo eccezionale, Sì. e una punta acuminata. Mi hai fatto venire in mente una cosa: utilizzerò un rig semplice ed efficace, te le voglio far vedere. Certo, sono curioso, andiamolo a vedere. La scelta è andata su un amo Beckett Point, un amo dalla punta rientrante, utile per quando abbiamo molti ostacoli. La nuova scatolina permette l'acquisto di 25 ami, 25 pezzi a un prezzo davvero concorrenziale. Ho quindi sfruttato uno slip di rig utilizzando un rock bottom da 25 libre, un trecciato molto compatto e guainato che in queste situazioni è davvero performante. Una piccola guaina, un kickers di tipo S mi va a concludere il terminale. Davvero molto semplice, molto efficace e davvero perfetto per la pesca invernale. Come già detto prima, sto utilizzando un Ronnie Rig versione blowback rig, composto da un medium curve doppia X, taglia 6, amo molto resistente, e
da un Camox 35 libbre, trecciato ricoperto formidabile. Per la costruzione del cappello ho utilizzato il Silflex 25 libbre, lo Shrink Tube e i nostri Connection O-Ring. Andiamo ancora più in su e troviamo la Uni-LED Clip. Ho scelto di pescare dalla parte del piombo a perdere. Questo mi dà la sicurezza che quando il pesce abbocca il piombo sicuramente si sgancerà e il pesce sgallerà all'istante. Le boilers che ho utilizzato sono state le Pacific Tuna. Come innesco ho alternato sia le Pacific Tuna ma anche le Live System. I diametri ho provato a cambiare, ho usato diametro 18 e poi ho visto che i pesci di disturbo erano contenti di trovare piccole esche per le loro bocche e ho optato un diametro più grande e di conseguenza ho utilizzato una 24 mm singola. Facendo una sintesi della nostra sessione, direi che è stata più che positiva. A volte non sappiamo se è merito dell'esca, della strategia o della tecnica dei pescatori, quindi la nostra tecnica. Abbiamo utilizzato esche Sessimura, esche Pacific Tuna molto rapide nell'entrare in pesca e molto nutrienti, soprattutto per il periodo invernale vanno molto bene. Tutta l'attrezzatura Ridge Monkey, tra cui i Connection, tutta la parte per le minuterie e ovviamente abbiamo dato tutto noi stessi per ottenere dei risultati. Questi sono stati raggiunti, ma prima di tutto il risultato maggiore era quello di assaporare il contatto con la natura, proprio che solo il carp fishing riesce a dare. Quindi a conclusione della nostra sessione io vi consiglio di godervi sempre le vostre pescate per godere ciò che la natura vi può dare. Un trecciato ricoperto molto resistente, questo perché nella sponda opposta del fiume
abbiamo alberi sommersi e il Camox sicuramente riuscirà a resistere a sto blocca.